Devo accenderlo? No, è già acceso. Sì, buonasera. Allora, Rampina Annalisa. Presente. Michelonna. Fabian. Bertone. Giovanni, sì. Basso, Lisa. Fellegara. Raccanello. Bortolazzo. Assistente giustificato. Guadagnini. No, entra dopo. Ah, il surrogato. Surrogato. Ok. Cunial. Sì. Ceccon. Sì. Morosin. E Torresan. Sì. No, non c'è. Scrutatori, Luca Raccanello e Alice Torresan. Passiamo allora al primo punto all'ordine del giorno, surroga del consigliere dimissionario e Sì? Ok, sa che andrà nel prossimo. Certo, nel prossimo consiglio. No, lui è Filegara Marco, presenta un'interrogazione. Quella è un'interrogazione che il consigliere Filegara presenta e che andrà ovviamente al prossimo consiglio comunale. Invece il punto 1 è la surroga del consigliere dimissionario e appunto la consigliera Bergamin sapete ha avuto una bellissima bambina, per cui tra i tanti impegni ritiene corretto non restare, visto che non può dedicarci il tempo che merita l'impegno come consiglio comunale, per cui stasera passiamo all'accettazione delle sue dimissioni e alla surroga, per cui entrerebbe il consigliere Massimo Guadagnini. Qui non c'era bisogno di votare, vero segretario? Sì? Ok, per cui lui entra e dopodiché si verifica la sua legittimità come consigliere comunale, per cui votiamo l'ingresso del consigliere Massimo Guadagnini nel gruppo di maggioranza. Hai capito, Berto? Mi guardavi perplesso, non capivo se avevi domande o interventi. Bene, benvenuto Massimo e buon lavoro. Votiamo allora chi è a favore? Tutti? Contrari? Nessuno? Astenuti? Nessuno. Votiamo perché sia immediatamente eseguibile. Chi è a favore? Tutti? Contrari? Nessuno? Astenuti? Nessuno. Bene, passiamo ora al punto 2, l'approvazione dei verbali della precedente seduta, quella del 28 settembre, le delibere dal numero 44 al numero 51. Non so se ci sono interventi. No? Allora passiamo all'approvazione. Chi è a favore? Contrari? Astenuti? Massimo Guadagnini, che non era presente, e tutto il resto favorevole. Votiamo perché siano immediatamente... No, non serve. Ok. Passiamo ora al punto 3, vale a dire la variante parziale del 2021 al piano degli interventi vigente. Andiamo in adozione. Stasera abbiamo il dottor Gobbo, il nostro urbanista, e l'architetto Petrecca, responsabile dell'ufficio tecnico. Se volete ci spostiamo davanti. Questa è una variante che la chiamiamo variante verde, nel senso che diamo risposta a quei cittadini che hanno chiesto di vedere tolta l'edificabilità ai loro lotti, per andare poi a regime anche con il pagamento dell'imposta dell'IMU, per cui abbiamo deciso di fare una variante specifica per questo senza attendere l'approvazione del piano, e contestualmente ci sono 2 lotti in comune a Paderno del Grappa, vicino a dove abita Umberto, vicino al monumento all'emigrante, dove di fatto l'area era considerata edificabile ma mancava l'indice, per cui andiamo a completamento indicando l'indice di questi 2 lotti. Se dite ci trasferiamo davanti in modo che il dottor Gobbo può illustrarci bene tutte le
i casi di cui stiamo parlando. Grazie Sindaco, buonasera a tutti i consiglieri presenti. Come è stato correttamente in maniera molto precisa anticipato dal Sindaco nelle premesse, questa sera andiamo ad adottare una variante parziale, denominata variante parziale 2021, del piano di interventi. Piano di interventi inteso come piano, diciamo, per il momento non unificato del Comune di Pieve del Grappa, costruito dall'ex piano di interventi dell'ex comune di Crespano del Grappa e dall'ex piano di interventi del comune di Paderno del Grappa. Come è stato detto nella premessa, i contenuti della variante possono essere sintetizzati in due diciamo, argomenti, in due tipologie. La variante viene ripartita in 5 modifiche cosiddette varianti verdi ai sensi dell'articolo 7 della legge regionale 4/2015, la quale prevede la possibilità, su istanza degli aventi titolo, di poter riclassificare aree edificabili in aree inedificabili. È una variante che in questi anni è stata ampiamente utilizzata da gran parte, da tutti i comuni del Veneto, per poter, diciamo, ripristinare il suolo, diciamo, agricolo o l'inedificabilità a delle aree, a dei mappali, a dei lotti che avevano una previgente edificabilità. L'altro tema della variante è l'individuazione, o la meglio attivazione, di due specifiche capacità edificatorie su due lotti facenti parte del tessuto insediativo urbano residenziale della porzione dell'ex comune di Paderno del Grappa. Ora andiamo all'illustrazione e alla disamina delle singole modifiche. La prima modifica riguarda l'area, quindi un lotto edificabile del quale si attiva l'edificabilità, ubicato lungo via Cadorna all'interno, come detto in precedenza, di un tessuto consolidato residenziale, come si può evincere facilmente dall'ortofoto. In questo caso, valutata l'istanza, tenuto conto dell'ambito già destinato a funzioni residenziali consolidate, verificato il PAT, verificato anche la variante sul contenimento del consumo di suolo approvata nel mese in primavera da parte del Comune di Pieve del Grappa, abbiamo ritenuto ammissibile questa istanza dando una specifica capacità edificatoria. Questa specifica edificatoria, quantificata in 800 metri cubi, è stata poi corredata da una indicazione puntuale riportata all'interno delle schede di progetto facenti parte delle tabelle di normativa allegate alle NTO dell'ex comune di Paderno del Grappa. La modifica, come riportato nella scheda, è assoggettata alla corresponsione del contributo perequativo, perché trattasi di un plus valore generato da modifica urbanistica. La seconda modifica è similare alla precedente, trattasi dell'individuazione, anche in questo caso, di un lotto libero edificabile su specifica istanza presentata dagli aventi titolo dai proprietari, sempre all'interno del macro ambito residenziale di via Cadorna a Paderno del Grappa, per il quale viene assegnata con la stessa ratio, con la stessa metodologia, una specifica capacità edificatoria. In questo caso, dato il lotto, l'estensione e anche la consistenza volumetrica degli edifici contigui, l'edificabilità una tantum è pari a 1000 metri cubi. Anche in questo caso la modifica è assoggettata al contributo perequativo. Queste sono le due modifiche che apportano capacità edificatoria aggiuntiva, come vedete all'interno di un tessuto residenziale quasi interamente saturo, possiamo dire. Terza modifica, qui entriamo nella materia, prego. 1000 metri cubi? 1000 metri cubi. In quell'area lì? Sì, per differenziare, perché abbiamo fatto delle verifiche di indice, tenendo conto anche delle schede di progetto vigenti che poi le possiamo vedere di Paderno del Grappa, abbiamo visto che la cubatura viene determinata in base anche all'edificato confinante, contiguo ovviamente, e anche all'estensione del lotto. Quindi nel caso precedente 800 cubi, in questo caso 1000 cubi.
Modifica numero 3, entriamo nella famiglia delle modifiche cosiddette varianti verdi. Qui si tratta di una richiesta da parte della proprietà di un'area, di una certa consistenza a livello di superficie ubicata in via Sant'Antonio a Crespano. Si tratta della pertinenza scoperta dell'abitazione a destinazione residenziale, per la quale viene chiesta la non edificabilità. L'area ricade in una zona B, nella fattispecie B05, con indice edificatorio 0,30. In questo caso, essendo ricadente, come si può vedere anche dall'estratto cartografico, all'interno di un tessuto pianificato, in questo caso abbiamo zona B nella parte principale e nella parte confinante ad ovest, a sinistra dell'immagine, una zona C1, si è optato come soluzione, diciamo, tecnica la posizione di un vincolo, lo chiamiamo APV, di area pertinenziale vincolata, una sorta di vincolo verde di inedificabilità se tutta la pertinenza scoperta, esclusa logicamente il sedime del fabbricato dove insiste l'abitazione stessa. Quindi questa è la prima modifica di variante verde. Anche in questo caso, se nei due modifiche precedenti andiamo ad apportare capacità edificatoria aggiuntiva, in questo caso andiamo a togliere capacità edificatoria all'intera zona B05. Quarta modifica, anche questa variante verde, si tratta di una porzione di area ubicata ad est di via Madonna del Colo a Crespano, è una porzione di area C2, quindi area di espansione residenziale sottoposta a PUA mai attuata, una previsione previgente del PRG confermata dal primo P di Crespano del Grappa e mutuata temporaneamente. In questi mesi stiamo facendo anche delle verifiche proprio con gli eventi titoli ai sensi della legge unice, se confermare o meno queste aree di espansione, perché voi ben sapete che decorsi 5 anni dall'entrata di vigore di una previsione insediativa residenziale sottoposta a PUA, quindi a piano di lottizzazione, se questo piano di lottizzazione non parte, la previsione decade automaticamente. Quindi noi stiamo con l'ufficio tecnico, con l'amministrazione, stiamo contattando tutti i proprietari di queste aree sottoposte a C2, quindi mediante preavviso pubblicato penso un mese fa circa, stiamo contattando tutte queste proprietà per capire la volontà o meno di prorogare, di confermare queste previsioni insediative che tecnicamente dovrebbero essere decadute decorsi 5 anni. Comunque la legge regionale dà la possibilità di prorogare, di rinnovare questa previsione insediativa con delle modalità anche, diciamo, monetarie che andremo poi a specificare in sede di adozione dell'EP unificato nei prossimi mesi. Tornando alla modifica numero 4, trattasi quindi di una riperimetrazione in riduzione di un comparto C2, per quale si chiede l'inedificabilità. Data la posizione e la posizione confinante adiacente a una zona agricola, in questo caso si è valutato positivamente proprio la riclassificazione della zona residenziale, nel caso di specie C2.1, in zona agricola. Anche in questo caso questa variazione porta a una riduzione di carico potenziale insediativo. Quinta modifica, ricade sempre nella porzione di Crespano del territorio di Pieve, è l'eliminazione di una sagoma limite all'interno del tessuto storico, nella fattispecie la zona A5 di Crespano del Grappa, nella quale il piano prevedeva una sagoma limite di 200 metri quadrati SNP. La proprietà ha chiesto l'eliminazione di questa capacità edificatoria e essendo caratterizzate le zone A non con un indice edificatorio ma con specifiche quantità edificatorie stabilite dal piano, si è proceduto nella eliminazione di questa specifica sagoma limite. Quindi qua sono tolti questi 200 metri quadrati di SNP. Sesta modifica, sempre nella porzione di Crespano, riguarda un'area ricadente all'interno di un edificato diffuso classificato ED1 lungo via Solaroli a Crespano. È una previsione di piano introdotta con
il primo P generale di Crespano nel 2015-2016, a cui non è stata mai data, 2014 scusate, a cui non è stata data poi mai un'attuazione fattiva. Il proprietario ha chiesto l'eliminazione quindi di questa capacità prevista col primo PI e quindi adesso chiede l'eliminazione. In questo caso, come nel precedente, la capacità edificatoria che viene eliminata è di 200 metri quadrati di SNP. Ultima modifica della variante parziale 2021, la modifica numero 7, è similare a quella che ho precedentemente illustrato, quindi riguarda l'eliminazione di un lotto libero edificabile, avente capacità edificatoria di 200 metri quadrati di SNP, quindi una abitazione unifamiliare in sostanza, ricadente all'interno del nucleo ED5, quindi nucleo di edificato diffuso, in via Valderoa. Anche in questo caso l'avente titolo, che aveva richiesto una specifica edificabilità nel corso del primo P generale, quindi nel 2014, oggi, in questi mesi, dopo l'avviso pubblicato nel mese di dicembre dell'anno scorso, ha presentato la richiesta di eliminazione di questa specifica capacità edificatoria. Come ben vedete, la variante, in sostanza, è una variante che ha più riduzioni che nuove capacità edificatorie. Ovviamente noi abbiamo fatto la verifica del dimensionamento sia a livello di carico edificatorio aggiuntivo per quanto riguarda i 2 lotti che abbiamo previsto per l'ambito di via Cadorna a Paderno, sia per tutte le varianti verdi. Abbiamo fatto la verifica nei singoli dimensionamenti del piano. Per quanto riguarda il dimensionamento totale, noi abbiamo un aumento di capacità edificatoria di tipo residenziale di 1800 cubi, dati dagli 800 e i 1000 metri cubi dei 2 lotti edificabili nel tessuto urbano consolidato di via Cadorna, e abbiamo una riduzione di capacità edificatoria di 2308 metri quadrati di SNP, che corrispondono a circa 4.700 cubi, sono tutte le varianti verdi in territorio comunale a Crespano. Quindi il bilancio complessivo di questa variante in aggiunta e in riduzione è pari ad una riduzione di circa 2.860 metri cubi. Queste cubature in aggiunta e in diminuzione sono state verificate nei singoli dimensionamenti dei rispettivi P attualmente vigenti, quindi nel P dell'ex comune di Paderno e nel P dell'ex comune di Crespano. Ovviamente è stata fatta solamente per la porzione di territorio dove si è dato carico edificatorio aggiuntivo la verifica degli standard, e questa verifica è stata ampiamente dimostrata, avendo l'ex comune di Paderno una dotazione di standard ben più elevata rispetto al fabbisogno, quindi siamo ampiamente sopra alla dotazione minima, ed è dimostrato dalle tabelle che abbiamo ripreso dal P vigente dell'ex comune di Paderno. E in ultima abbiamo fatto la verifica, che è la novità dal 2017 in poi, e per quanto riguarda il comune di Pieve del Grappa dall'aprile del 2021, la verifica sul contenimento del consumo di suolo, ovvero quanto suolo abbiamo consumato con questa variante questa variante parziale 2021, le varianti hanno semmai portato una restituzione di suolo da potenzialmente naturale o seminaturale. E le 2 modifiche che invece hanno introdotto edificabilità puntuale, quindi i 2 lotti all'interno del tessuto della ZTIO 2.1 di Paderno del Grappa, ricadono, come si evince da questo estratto cartografico della tavola 5 del PATI, del PATI di Apason dei comuni, diciamo, di Pieve del Grappa, Castelcucco, Possagno e Pieve del Grappa, quindi Crespano, Paderno, Castelcucco, Possagno. E come si evince dalla tavola, ricade in ambito grigio, quindi in ambito di urbanizzazione consolidata, e per tale motivo l'edificabilità in questi lotti, diciamo, interclusi, non comporta il consumo di suolo. Quindi a titolo cautelativo noi non abbiamo considerato, proprio per
in questo momento qui, data la variante parziale, che è una anticipazione del P unificato che stiamo predisponendo, che stiamo redigendo, non abbiamo già scomputato quelle modifiche verdi, lo faremo poi col P unificato. Abbiamo dimostrato che questa variante, nonostante preveda due lotti edificabili, questi 2 lotti edificabili non vanno a consumare la quantità massima stabilita dalla variante Alpati sul contenimento e consumo di suolo, che sono 10 ettari e 5. Quindi noi non andiamo a consumare suolo. In sintesi, sono i contenuti specifici. Ovviamente rimango a disposizione per qualsiasi chiarimento e spiegazione aggiuntiva. Vi ringrazio per l'attenzione. Può tornare alla variante 4? Sì. Certo. Ecco qua, sì. Ecco, io vedo che c'è un segno di un trattato di una viabilità possibilmente e il contorno a tratteggio di un'area assoggettata a piano attuativo. PUA, sì. La domanda è questa, anzi più che una domanda è una riflessione. Per effetto dello stralcio di quell'area lì, la parte residua che c'è, diciamo, al di sopra del lotto edificato, cioè quella zona AL lì esattamente, ha senso chiedergli un piano attuativo da dentro? Mi spiego meglio, mi metto nei panni di coloro che un giorno potrebbero attivare quel piano lì. Le dimensioni che io vedo ad occhio qua sono talmente ridotte per cui la distanza dalla possibile viabilità, la distanza da coprire quell'otto lì, la parte lunga dell'L, diventa praticamente inidentificabile agli effetti della disponibilità propria, se rispondo a distanze eccetera. Non sarebbe il caso di ridimensionare anche il perimetro di quell'area lì, perché vanno dritto dove c'è la nomina? Questa è una riflessione che io pongo alla maggioranza. Sì, noi è chiaro che la difficoltà di questa situazione è nota a tutti, tanto è vero che non è mai partita e anzi i proprietari dei lotti qualcuno ha costruito a casa fuori comune proprio perché qui non si riusciva a trovare la quadra. Oggi andiamo a rispondere come variante verde alla richiesta di uno interessato di chiedere l'eliminazione dell'edificabilità. È ovvio che quel piano degli interventi bisogna fare un ragionamento dopo complessivo. Intanto vogliamo l'edificabilità chi l'ha richiesta, come abbiamo fatto per tutti gli altri casi. Però in questo settore specifico del paese, in questo PUA, qui va rivisto un tutto perché probabilmente questa non è la scelta più giusta, visto che non è riuscita a partire. Sicuramente quella viabilità ha una serie di difficoltà che magari negli anni possono anche essere cambiate, perché a volte sappiamo che sono le resistenze di alcune persone, anziane, che non vogliono cedere il passaggio per la strada, eccetera. Per cui secondo me su questo si può fare dei ragionamenti proprio ai sensi del nuovo piano di intervento. Sì, sì. Infatti proprio nello specifico, penso anche per i mappali che giustamente il consigliere ha evidenziato, è pervenuta anche un'istanza di stralcio dell'obbligo di PUA, di un intervento edilizio diretto proprio per poter partire in maniera anche seppur parziale, però dare attuazione a questa previsione che è da anni che è ferma. Comunque questa questo ambito di lottizzazione C2, chiamiamolo in termini sintetici, come altri, è oggetto di incontri da parte dell'amministrazione proprio per vedere l'interesse e la voglia di poter portare in attuazione, non dico in toto tutta la previsione che mutuiamo dal piano vigente, ma almeno in parte. Quindi diciamo, accolto un ambito sul quale c'è interesse di cambiare la modalità attuativa.
e anche di conseguenza anche la viabilità, che non avrebbe più senso se cambia anche il contorno, il perimetro. Ecco, l'ultima osservazione, queste varianti verdi a volte sono assolutamente innocue rispetto a un disegno urbanistico possibile. A volte creano anche dei danni. Io ricordo in un comune vicino a suo tempo una variante verde che in qualche modo chiudeva la possibilità di accedere con una velocità ad altri lotti che erano come dire, in seconda fila rispetto a chi chiedeva la variante verde, cioè avendo accolto quella domanda, i proprietari che stavano dietro quella variante verde hanno visto i danni e loro non volevano avere nessuno di possibilità di verificare per l'effetto di quella variante verde loro chiedono il danno. Il danno era sia dal punto di vista impositivo, cioè di che è, e sia dal punto di vista della possibilità di verificare, perché non è possibile fare. È andato bene l'osservazione, però attenzione. Sì, concordo. Sì, non deve pregiudicare i diritti di terzi, ovviamente. Poi è stato detto che una volta passata, una volta tolta l'edificabilità non è più possibile. C'è la consapevolezza di questo. C'è anche la consapevolezza che se un giorno, visto che il PAT prevede il completamento di quell'area, perché i patti a valore illimitato, indeterminato, ovviamente posso sempre richiederla, ma sarò sottoposto anche a un contributo perequativo che attualmente non c'è. Perché tanti credono Che tolgo facilmente e me la rimetti facilmente. Ultima questione, dentro nei nostri piani regolazioni, nei nostri piani interventi, ci sono tantissime legate perché vorrei per dire come un po' partiti di piani operativi adesso abbiamo se voi andate la situazione urbanistica, se voi andate ad analizzare il piano dei nostri piani, sono sempre stati di piani attuativi di dimensioni assolutamente ridotte, tali da non essere in grado di attuare un piano attuativo. L'onde per cui un tema importantissimo sarà quello di valutare attentamente quante sono le aree da assoggettare a piano attuativo. Per esempio viene in mente l'ex il pastificio di Fano, dove tu gli dici fai il piano attuativo, però una volta che fai il piano attuativo non un lotto. Quindi, a titolo di esempio, ma ci sono altre realtà come quelle piuttosto intervenire su macro lotti dove ci sono anche attuativi esistenti, e lì parlavo con il sindaco di questo possibile intervento dell'amministrazione pubblica, anziché magari procedere uno stralcio, eccetera, sarebbe interessante vedere se è possibile recuperare per far atterrare magari crediti edilizi in quella area parzialmente o totalmente da tracciare, però conservare una porzione a favore dell'amministrazione, perché così si dà veramente il via a quella che può essere una fase di rigenerazione. Corretto. Sì, il senso degli incontri di cui accennava appunto dopo era proprio questo della incontrare i proprietari di quelle situazioni che sono rimaste nel limbo o che hanno dei vincoli non precisi e capire con loro come uscirne anche alla luce del fatto che in questi 5 anni non c'è mai nulla. Quindi l'idea è proprio quella di incontrarli e insieme costruire un po' quelle che sono le situazioni e le un po' da bloccare alcune cose, sempre tenendo conto dell'importanza di poter avere dei interventi su cui poi far calare i crediti edilizi anche alla luce dell'impegno assurdo di andare a togliere o consentire la demolizione degli edifici non congrui o in area non congrua, di quelle situazioni dove non sono passaggi o
bloccano l'espansione di alcune aree e poter dare loro la possibilità di avere poi in contropartita la possibilità di vedere atterrare i crediti. Quindi, ma di questo credo che poi in commissione avremo modo Sì. di discutere ampiamente caso per caso, perché molte sono purtroppo le situazioni non solo a Stefano ma anche a Paderno, quindi grandi incubature oggi abbandonate che di fatto non trovano ricollocazione, che diventano poi restino lì a degradare il territorio e il comune. Mi rimetto un'altra cosa, scusate se mi dilungo. Adesso mi pare che il periodo della osservazione è scaduto. Forse sarebbe il caso, così magari vi orientano anche magari determinate perché sempre vengono a chiedere Sì. a me, effettivamente parlando, forse sarebbe il caso di riaprire i termini per le osservazioni, se possibile. Noi abbiamo fatto osservazioni anche Fuori in termine. passi. Sì. È stato perché la legge prevede che si apra la finestra per i termini del Credo oggi abbiamo istruito più di 70. Quindi diciamo che attualmente i termini sono aperti. Sì. Perché io avrei delle osservazioni a favore di possiamo fare. Sì. Benissimo. Grazie. Bene, Grazie a voi. torniamo alla faccia. Sì, presenti architetti. No, dica di presentare. Sì. Non so se ci sono altre domande o interventi. Allora, per capire come andare a votare queste varianti, perché sapete che può essere votata complessivamente oppure variante per variante, chiedo se c'è qualcuno che ha delle incompatibilità, nel senso delle parentele, rispetto alle istanze presentate. Non c'è nessuno che ha parentele dirette per cui passiamo a un'approvazione complessiva di tutto, visto che non c'è questo problema. Allora, votiamo per l'accoglimento di tutte le varianti proposte. Chi è a favore? Tutti contrari, nessuno, astenuti nessuno. Votiamo per l'immediata eseguibilità. Chi è a favore? Tutti contrari, nessuno, astenuti nessuno. Grazie, ringrazio Matteo Gobbo e l'architetto Petrecca per la collaborazione questa sera. Passiamo ora al punto 4, il rinnovo della convenzione per il coordinamento della gestione e lo sviluppo dei servizi e dei progetti del Polo Bibliotecario di Castelfranco Veneto. Come sapete, ormai da decenni abbiamo la convenzione in essere con il Polo Bibliotecario di Castelfranco, che poi è sempre collegato alle biblioteche della provincia di Treviso. Si va a rinnovare alle medesime condizioni e con lo stesso servizio che si è sempre fatto. Non so se ci sono domande o interventi. Passiamo allora all'approvazione. Chi è a favore? Tutti contrari, nessuno, astenuti, nessuno. Votiamo perché sia immediatamente eseguibile. Chi è a favore? Tutti contrari, nessuno, astenuti, nessuno. Passiamo allora al punto 5, approvazione convenzione tra i comuni di Castelcucco, Cavaso del Tomba, Monfumo, Pieve del Grappa e Possagno per uno progetto di fattibilità sull'ipotesi di fusione di comuni. Allora, come sapete, i comuni di Castelcucco, Cavaso, Monfumo e Possagno negli anni passati, a seguito della nostra fusione, hanno iniziato a valutare l'opportunità di poter fare una fusione a 4. E chiaramente nel momento in cui ci hanno prospettato questa opportunità, nel senso di procedere a uno studio di fattibilità per capire la fattibilità di questo tipo di fusione, è nata l'idea di dire, dal momento che siamo un territorio che fa parte di un'unione montana, dal momento che abbiamo già dei servizi comunque condivisi soprattutto con Castelcucco, dal momento che ormai da una vita si sta parlando di creare una unione di servizi, la possibilità di potenziare l'unione montana, fare in modo che questo territorio che rappresenta la pedemontana del Grappa
escludendo Borso, perché Borso su questa partita sembra più orientato verso Bassano, abbiamo pensato perché a questo punto lo studio di fattibilità non lo facciamo completo, per cui a 5, in modo da raggruppare tutti quelli che sono i comuni della Pedemontana, solo per giustamente avere un'idea di quello che potrebbe essere lo sviluppo futuro di un'area che comunque ha sempre cercato di ritrovarsi e creare poi una realtà unica, ma soprattutto perché sapete benissimo che avere due comuni, uno di 7.000 e uno di 8.000 da una parte e dall'altra, di fatto non è che crei tutte queste economie di scala e non raggiunge la dimensione ottimale dei comuni. Chiaramente questa è una scelta inizialmente politica, nel senso che si tratta di dire il comune di Pieve, che nasce da una fusione recentissima e che chiaramente deve ancora finire la costituzione di questa fusione, dice a priori no, oppure si rende disponibile a iniziare a ragionare e capire quali sono le condizioni rispetto a questa possibilità, che ovviamente non sarà immediata, perché qui si parla semplicemente di uno studio di fattibilità, di andare a capire di che cosa stiamo parlando, quali sono le condizioni e quali possono essere le opportunità piuttosto che le criticità. Per assurdo risulta che diventa una cosa deleteria, soprattutto per il nostro comune, perché chiaramente oggi noi rispondiamo ai nostri cittadini, è ovvio che si cambia strada, ci si ferma, però oggi rispondere sì o no a sentimento non ci sembrava corretto, è per questo che questa amministrazione ha deciso di aderire a questa richiesta di poter procedere con uno studio di fattibilità, e chiaramente questo è il primo passo per la convenzione, il minimo sindacale per andare appunto a richiedere il contributo della Regione Veneto e poter appunto avere questo studio di fattibilità che possa analizzare tutta una serie di elementi che poi costituiscono il risultato di quello che può essere una strada da intraprendere piuttosto che da rivedere o modificare. Credo di lasciare aperta la discussione, perché probabilmente su questo è bene anche confrontarci. Non so se ci sono interventi o domande. Prego. Allora, dico come altri. Premetto che noi non è che siamo contrari alla fusione, in particolar modo il sottoscritto ha sempre visto con favore questo tipo di soluzione per motivi di vario genere. È attestato anche il fatto che a suo tempo avevamo percorso una iniziativa con la pianificazione, con un PATI di 4 comuni, sarebbero stati forse 7, però per, diciamo così, convinzioni rispettabili ma non condivisibili di alcuni comuni, di cui non voglio fare il nome perché sennò mi tocca dire che è Cavaso e Monfumo. Va bene. Il comune di Cavaso e Monfumo non ha ritenuto di poter partecipare, pur essendo anche l'amministrazione di allora aperta alle possibili innovazioni, e penso anche avesse l'interesse pianificatorio di poter condividere determinate. Questo era un esempio, diciamo, già ancora qualche decina di anni, anzi un decennio fa, di tentativo di mettere insieme i comuni. Quindi non siamo contrari per principio, siamo perplessi rispetto non a una certa forma, anche se la forma poi diventa sostanza, perché noi siamo convinti che la fase di transizione e di approvazione, di ricerca delle motivazioni che poi daranno o meno l'assenso a procedere deve essere inclusiva. Questa è un'opinione nostra che abbiamo portato avanti sempre come elemento di partecipazione fin dal nascere e non esclusiva di scelte amministrative e basta. Quindi questo è un primo punto in cui noi avremmo caldeggiato che prima di arrivare al Consiglio Comunale con la delibera ci fosse stato perlomeno un minimo di condivisione con le categorie, anche perché noi siamo un'esperienza sul territorio, quindi l'esperienza sul territorio dovrebbe
darci anche qualche suggerimento e possibilmente correggere qualche errore. Mi riferisco in particolar modo al ragionamento che segue, cioè io leggendo questo deliberato, vero, trovo che come obiettivi che sono stati dati obiettivi all'articolo 2, per dire, obiettivi ovvi, nel senso di dire, beh, facciamo una verifica se conviene economicamente, non conviene economicamente. L'aspetto economico è uno degli aspetti. Trovo che in un atto come questo, che indirizza, intanto dà per partito preso che c'è solo la fusione e non altre forme, il che potrebbe essere stato più utile dire analizziamo le varie forme di efficientamento della pubblica amministrazione, che sono o la fusione o l'unione di servizi o l'unione di comuni, e poi avrebbe potuto arrivare per intento alla fusione, sarebbe stato secondo me più facile spiegarlo e più facile anche condividerlo. Quindi alla fine noi, avendo rilevato alcune carenze, diciamo, proprio di indirizzo su questo atto che stiamo per approvare, ci saremmo aspettati qualcosa di più, cioè voglio dire che ci sono delle realtà che conosciamo tutti quanti nei nostri paesi di abbandono, di degrado, di mancanza. Per esempio, mi viene in mente una cosa in questo momento, Possagno ha 50-60 mila visitatori alla discoteca e non c'è un bar. Allora, voglio dire, un indirizzo che dicesse ci sono delle realtà nel nostro territorio che vanno approfondite, bisogna trovare una serie di meccanismi e di individuare una serie di scelte che attraverso lo studio di fattibilità siano finalizzate, che abbiano come obiettivo la soluzione di questi problemi. Passando al discorso più delicato dei servizi, bisogna che, per far capire alla gente, perché mi rendo conto che non è assolutamente facile farlo capire, perché ricordiamo che c'è sempre il campanile che comanda, ed è un ostacolo a varie altezze da superare, va bene, però il discorso dei servizi, per esempio, va affrontato, cioè doveva esserci un indirizzo per dire i servizi, almeno in una prima fase così, vanno mantenuti perché poi il conto economico e la convenienza o meno di fare o non fare questa fusione dipende anche da questo tipo di indirizzi. È chiaro che in un'economia di scala, se tu concentri in un posto solo tutte le attività, c'è un'economia di scala effettiva, ma è il servizio ai cittadini, cioè uno che parte da Castelli di Monfumo che deve andare da un'altra parte del mondo per farsi un documento o per fare qualcosa, in questa fase, perché fra 10 anni sarà tutto digitale e quindi... Però questi fattori incidono in modo importante, se non decisivo, anche sulle risultanze di uno studio di fattibilità. Noi qui abbiamo letto il documento con delle indicazioni giuste ma generiche, quindi per questo motivo noi al momento ci riserviamo di valutare cosa e come verrà fatto questo tipo di studio di fattibilità. Chiediamo di partecipare attivamente alle riunioni e anche chiediamo di orientare possibilmente nel verso che dicevo prima anche lo studio di fattibilità attraverso le riunioni che ci saranno, e quindi noi in questa fase riteniamo di poterci astenere. Bene, allora, rispetto, chiaramente voi sapete che è il Comune di Cavaso capofila di tutto, che ha predisposto delibere, che farà l'incarico per Maggioli e quant'altro, quindi
sì, non mi sento neanche di evidenziare quello che non funziona rispetto a un deliberato e a delle indirizzi che ha dato un comune che si è dichiarato disponibile a fare da capofila. Rispetto appunto alle varie opportunità che potevano essere valutate in concomitanza alla fusione, credo che siano anni che stiamo sperimentando l'unione attraverso l'Unione Montana e che mai è riuscita a decollare, che abbiamo sperimentato in passato la difficoltà, e noi lo constatiamo ancora oggi con il rapporto con Castelcucco, la convenzione per fare i servizi associati, i limiti che crea, quindi io sono anche favorevole a valutare come analisi dettagliata, e voglio dire, se devo spendere dei soldi preferisco spenderli per un'analisi che mi porta alla soluzione ottimale e capire se quella può essere perseguita oppure no. Rispetto ai dubbi e alle indicazioni che lei fa presente, giustamente mancano, se vengono mantenuti i servizi, i potenziamenti dei servizi, eccetera, queste sono risposte che dovrà darle lo studio di fattibilità, nel senso che lo studio di fattibilità analizzerà tutte il personale che c'è in tutti i comuni, il carico di lavoro per ogni persona, il tipo di servizio che viene erogato e quello che vuole essere l'ottimale, tutta una serie di indicatori che daranno la dimensione di quello che si può dare. È ovvio che l'interesse soprattutto di comuni piccoli come Cavaso, come Monfumo, è quella di mantenere, ma anche lo stesso Pieve del Grappa, di mantenere i servizi di prossimità in modo che i cittadini siano favoriti e abbiano accesso diretto agli sportelli in modo da ottenere i servizi che necessitano. Però questo riusciamo a capirlo solo quando abbiamo l'analisi completa di quella che è la situazione. In questi prossimi 2 o 3 anni ci saranno tutta una serie di pensionamenti, anche non direttamente al Comune di Pieve, che però coinvolgeranno anche il Comune di Pieve. Abbiamo Antonella Forner che questo mese va in pensione, per cui si è provveduto a sostituirla, però non è automatico che ogni persona che andrà in pensione possa essere sostituita, soprattutto per i comuni piccoli, perché ricordiamo che noi siamo favoriti con il processo di fusione, ci viene consentito il reintegro della persona che va in pensionamento, mentre per gli altri comuni sono esistenti i vincoli che impongono di non sostituire uno a uno, ma di andare in percentuale a ricoprire i posti che mancano. Quindi noi riteniamo, allora se volete davvero, noi riteniamo sia importante nel momento in cui c'è una chiamata per rispondere presente a una valutazione rispetto al territorio della Pedemontana, che come giustamente sottolineavi tu Nico, è cosa buona e giusta che si interroghi su quale vuole essere il suo futuro, ma soprattutto sulla sua conformazione amministrativa da qui in avanti. Noi politicamente non ci sentiamo di dire no, non ci stiamo. Noi per analizzare, per confrontarci e per fare dei tavoli di discussione ai quali sicuramente tutti saranno invitati, le associazioni, però chiaramente abbiamo bisogno di avere dei dati concreti su cui andare a ragionare, perché sennò parliamo a sentimento e a simpatia. Quindi credo sia importante far partire lo studio di fattibilità e iniziare a trovarci per capire qual è la situazione, perché credo che un territorio come la Pedemontana del Grappa, anche a seguito del riconoscimento UNESCO, di tutta una serie di potenzialità che questo territorio ha, abbia il dovere, almeno noi amministratori abbiamo il dovere di interrogarci su che cosa possiamo migliorare e su quali possono essere le opportunità che possiamo offrire a questo territorio, perché credo se lo meritino. Questa è la situazione in cui oggi ci troviamo. Ovviamente ripeto, anche perché sennò saremo dei folli a 2 anni da una fusione, dire no, l'anno prossimo facciamo un referendum, credo sia il momento di valutare attentamente e capire, confrontarci. Credo che questa fase di dialogo, di interlocuzione, di confronto anche con le amministrazioni vicine, se non altro possa servire per creare una sinergia e delle visioni condivise che possono portare magari nell'immediato a condividere delle progettualità piuttosto che dei servizi, e poi arrivare anche magari, nel caso in cui ci siano le condizioni che lo consentano, a una fusione di tutto il territorio. Però oggi è già importante che rispetto, tu dicevi prima, sottolineavi la difficoltà del PATI. Io ricordo che nel 2013, quando c'era l'obbligo per i comuni sotto i 3.000 abitanti appartenenti all'Unione Montana
di fare, e Giovanni mi è testimone, di fare dei servizi associati, perché non poteva essere che ogni comune gestiva un servizio per conto suo, la difficoltà che abbiamo avuto per mettere assieme i comuni dell'Unione Montana, tant'è vero che si è proceduto facendo 2 ambiti, per cui da lì è nata l'associazione dei servizi Paderno, Crespano, Castelcucco e Borso, Monfumo, Vossagno e Cavaso, che poi ha avuto una storia diversa rispetto al nostro territorio, quindi è sempre stato difficile. Il fatto oggi di trovare un'omogeneità nella visione, la volontà da parte di tutte le amministrazioni, escluso Borso ovviamente, di mettersi attorno a un tavolo e ragionare insieme su quali possono essere le opportunità da cogliere, credo sia già un risultato, non dico epocale, ma importante, che ci lascia ben sperare, almeno per dialogare serenamente, e il clima è cambiato rispetto a un passato recente dove le posizioni erano molto più divisorie. Non so se ci sono altri interventi. Passiamo allora. Prego. Sì. Aggiungere un'ultima cosa. Per esempio, io avrei tentato, se non è già stato fatto, ma non ho notizie in merito, a un raccordo anche col Comune di Fonte, perché il Comune di Fonte, almeno per quanto ci riguarda, ha una certa relazione, perché insomma noi accediamo come struttura viabilistica alla futura ormai certa superstrada attraverso le strutture di Fonte. Quindi se non è stato fatto questo tentativo, mi dispiace, e comunque mi sorprende il fatto che non si sia tenuto conto di una realtà del genere, che magari potrebbe anche essere recuperata in seguito in base proprio a ragionamenti di tipo relazionale proprio. Allora, rispetto a questo, se proprio devo dirvi tutto quello che penso intimamente, credo, alla luce anche di quello che è la nostra storia, credo sia importante per una visione generale e per fare la scelta più opportuna, e di questo io per esempio anche San Zenone, perché no San Zenone? Anche San Zenone è attaccato a noi. Io con il sindaco di San Zenone rispetto a questo ho anche parlato di una possibile verifica sia rispetto all'ampliamento dell'Unione Montana, che è chiaramente l'ambito naturale col quale si è sempre ragionato, però non vedo preclusioni nell'estenderci verso sud con Fonte. So che anche Giovanni ha avuto degli incontri e delle discussioni. L'amministrazione oggi c'è stata la scelta diversa di restare con Asolo per la polizia locale, però voglio dire sono tutti comuni con i quali collaboriamo, non ultimo all'interno dell'IPA, all'interno del MAB, ma soprattutto con San Zenone. Proprio ieri mattina si discuteva alla luce anche degli articoli usciti, dove il sindaco diceva: ma io non mi sento di sposare subito l'associazione dei servizi con Masera, Asolo e Fonte. Io voglio capire, perché io per esempio anche con Pieve potrei, visto che anche per la polizia locale abbiamo dato un supporto, quindi credo sia un momento veramente dove si sta interrogando un po' tutti, non ultimi appunto i sindaci, e dove secondo me alcuni ragionamenti anche più ampi possono essere fatti e sui quali è doveroso ragionare, soprattutto per un comune come il nostro, dove alla fine abbiamo possibilità verso est, verso sud, ma anche verso ovest volendo. Quindi oggi capiamo qual è la situazione, vediamo questa strada dove ci porta, però non chiudiamo la possibilità di confrontarci anche con altre situazioni. Bene, non so se ci sono altri interventi. Passiamo allora all'approvazione. Votiamo la convenzione per poter partecipare alla richiesta di contributo e dare l'incarico per la convenzione, per lo studio di fattibilità. Chi è a favore? Allora, Bertoni, Guadagnini, Raccanelli. Beh, segniamo. No? Contrari? Nessuno. Astenuti? Morosin, Ceccon, Torresan, Cugnal e Fellegara. Votiamo perché sia immediatamente eseguibile. Chi è a favore? Gli stessi di prima. Astenuti? Morosin, Fellegara, Torresan, Cugnal e Ceccon. E a favore tutti gli altri. Contrari? Nessuno. Passiamo ora al punto 6, la surroga di un componente della prima commissione consigliare istruzione, cultura, sport e sociale a seguito delle dimissioni appunto della Alice Bergamin. Come
Scusa, della Gloria Bergamini. Guardavo Alice, ho detto Alice, della Gloria Bergamini. Come per 2 consigli fa, quando abbiamo fatto la surroga è entrato Antonio, sapete che la modalità è che la maggioranza voti il suo e ovviamente l'opposizione si astenga nella votazione. Quindi noi proponiamo l'ingresso di Massimo Guadagnini nella Commissione Cultura. Chi è a favore? Sì, scusi. Prego. Sì, passategli il microfono, se no non ti sentono. Non ho capito. Detto che non so se devo votarla o no questo, dopo me lo dirà lei, Sindaco. Ma no, per il tema, ma niente contro Massimo, per un tema di cariche formali. Sì. Cioè inserire il Massimo all'interno di una commissione che decreta poi quelli che sono i contributi per l'associazione di cui lui fa parte e presiede. Ma non parteciperà a quella commissione? Ok, cioè, no, me lo chiedo giusto perché essendo anche... Non io a doverla partecipa alla commentare, commissione? ok, Allora, no, chiariamo una cosa. Il consigliere Guadagnini non ha nessun tipo di incompatibilità in quanto Ok. consigliere con la carica di presidente della Proloquio Ok. di Paderno. Innanzitutto perché non esiste un'incompatibilità, ma soprattutto perché la percentuale di contributo che la Proloquio riceve dal comune non supera ok. esatto, quindi l'incompatibilità da quel punto di vista non c'è. La commissione ha parere consultivo, la commissione non assegna contributi, la commissione presenta una proposta Certo. alla giunta e è la giunta che assegna il contributo. È chiaro che poi per una forma di correttezza, eleganza e stile, che sicuramente il presidente della Proloquio di Paderno ha, lui non parteciperà a quella commissione. Ok, no, solo per chiarezza e divisione. Ok. Certo, poi consigliere, io non so se lei debba votarla oppure no, è una scelta tua. Sì. Chiedo scusa. Io trovo qua che praticamente è stato deciso che la minoranza si astiene. Ma anche l'altra volta la maggioranza nella proposta di surroga è proprio un tecnicismo previsto dallo statuto che ogni gruppo consigliare vota i suoi segretari, o vuole spiegarlo lei magari che allora è una voce più autorevole. No, è il principio del voto limitato, cioè siccome chi viene nominato deve effettivamente essere espressione del gruppo, della maggioranza, della minoranza a cui appartiene, non è obbligatorio, però insomma viene richiamato con la necessità. Però questo è particolarmente indicato per le minoranze, nel senso che potrebbe, siccome le minoranze, essendo minoranze, potrebbe essere la maggioranza. Sì, però insomma, cioè, sicuramente anche se vota la minoranza è espressione della maggioranza. Perfetto, grazie. Cioè, per assurdo, nel caso in cui fossero 2 gruppi di minoranza, il voto della maggioranza potrebbe inficiare la scelta dei gruppi di minoranza, per cui è per questo che noi l'ultima volta avremmo votato tutti tranquillamente l'ingresso di Antonio in commissione, però il segretario ci ha fatto presente che ogni gruppo deve votare i suoi. Semplicemente per questo è stato deciso cioè proposta l'astensione. Quindi passiamo alla votazione. Che ha a favore il gruppo in maggioranza, tranne Guadagnini Massimo, astenuti la minoranza, presumo, giusto? E Marco Fellegara. Perfetto. Passiamo ora al punto numero 7, mozione dei consiglieri di minoranza. Astenuto? Sì. Mozione dei consiglieri di minoranza Cugnalce Conto, Resame e Morosin, ai sensi dell'articolo 70 del regolamento del Consiglio Comunale riguardo all'adesione al progetto Mosaico Verde. Prego, consigliere Cecon, sia acceso. Allora, io ho visto la delibera della Giunta Comunale numero 38 del 24 maggio 21, adesione al progetto Mosaico Verde della società A0 CO2 e approvazione del protocollo di intesa. Presenti tutti, esclusa la Bottera Giovanna come assessore. Dunque la Giunta Comunale, premesso che il protocollo di Kyoto entrato in vigore nel 2005 ha imposto per la prima volta ai 192 paesi che lo hanno ratificato nel 2005, inclusa l'Italia, un obiettivo di abbattimento delle emissioni di gas a effetto serra, sottolineando l'importanza del contributo diretto ad enti pubblici e soggetti privati. Dato atto
che alla conferenza al clima di Parigi, COP21 del dicembre 2015, 195 paesi hanno adottato il primo accordo universale e giuridicamente vincolante sul clima mondiale, riconoscendo agli enti locali un ruolo decisivo nell'affrontare le sfide del clima. Va bene. Considerato che i comuni, in quanto enti pubblici, hanno il compito istituzionale di promuovere la diffusione di un maggior senso di responsabilità rispetto ai confronti della sostenibilità e dell'ambiente, sia con interventi diretti, sia con azioni che coinvolgono in prima persona i privati cittadini e le imprese operanti nel territorio. Vista l'iniziativa Mosaico Verde della società a zero CO2, società a responsabilità limitata, costituita da Lega Ambiente Kyoto Club, che offre ad aziende e pubblici enti la possibilità di contribuire attivamente alla riduzione della quota di emissioni climalteranti in atmosfera attraverso progetti mirati a neutralizzare il carico ambientale che propone nello specifico la piantumazione di aree comunali. Identificate pertanto le seguenti aree del comune di Pieve del Grappa, località Crespano, foglio 16, mappali 1044, 455, 451, 443, 435, 430, 424, 956, 955, località Baderno, foglio 9, mappali 550, 790, 45, 398, 551, 40, 385, 552, 553, 554, 555 e come da allegate planimetrie sono state allegate. Visto l'allegato protocollo di intesa che regola i rapporti comuni Pieve Grappa e la società 03, delibera di aderire all'iniziativa. Delibera di approvare l'allegato protocollo d'intesa che regola i rapporti in comune di Pieve del Grappa. Ecco, se noi andiamo a vedere quanto dice l'allegato protocollo d'intesa, che è fatto tra il comune di Pieve e Azero CO2, premesso che il protocollo di Kyoto, non sto a ripetere quello che è detto nella delibera, la definizione di una politica comunale, che è sempre in delibera, considerato che i comuni in quanto enti pubblici hanno il compito istituzionale di promuovere la diffusione, è sempre stato messo in delibera, va bene, il comune in canto suo intende dimostrare la propria attenzione e sensibilità di cui sopra garantire continuità d'azione. In particolare le parti concordano e stipulano quanto segue. Oggetto del presente protocollo è il supporto alla zero CO2. Primo, attività, realizzazione dell'intervento di forestazione tutela che rispondano ai requisiti e alla necessità di riqualificazione, piantumazione secondo un progetto forestale redatto dal 03 e condiviso con i comuni. A. Realizzazione dell'area identificata per l'intervento di forestazione e di tutela. B. Garantire a cura e spese la manutenzione del bosco nei primi 2 anni, a partire dal termine della piantumazione. C. Fornire supporto per tutti gli adempimenti, eccetera, eccetera. Articolo 2. In riferimento all'attività 1, cosa bisogna fare? La zero CO2 fa la fornitura di piante arboree, la preparazione del terreno al trapianto, la messa a dimora di piantine compreso apertura buche più concimazione, la manutenzione del bosco nei primi 2 anni e poi si arrangerà il comune. Articolo 3. Il comune si impegna a supportare a zero CO2, a fare la manutenzione dell'area oggetto di intervento a partire dal 3° anno della realizzazione per garantire la durata della fornitura, eccetera. Indicare e comunicare al 03 subito dopo il protocollo un referente dell'ufficio stampa. Articolo 4, durata. Articolo 5, contratti. Articolo 6, foro competente. Per tutte le controversie che dovessero insorgere in merito all'interpretazione e esecuzione del presente protocollo, è esclusivamente competente l'autorità giudiziaria del Foro di Roma. Ora, siccome in delibera c'è
è stato un allegato. Io vi do l'allegato che è una copia dell'allegato che voi avete, vorrei darlo una sindaca anche all'assessore ai lavori pubblici. È l'assessore all'ambiente di competenza. Ce l'avete, va bene, ve la do una copia intanto, visto che lo avete, qua forse non lo avete, perché io volevo... Noi piantiamo alberi e lei l'Italia con le copie. Adesso consigliere. sono arrivato, non c'è nessun problema, sto arrivando. Allora, voi, per quanto riguarda Crespano, va bene, non ho valutato la posizione. Per la località di Paderno, voi avete messo... Come non l'ha valutata? Località Paderno. No, quella di Crespano perché non l'ha valutata? Sta facendo preferenze. Non l'ho valutata perché, dire la verità, ho preferito... Lei è Paderno centrico. Sì, sono un po'... l'abbiamo capito. Va bene. Vabbè, Va bene. le vogliamo bene lo stesso. Va bene, dopo vedremo il motivo. Località di Palermo, foglio 9, che è questa copia che era legata, che vi do. Ecco, il mappale numero 550, voi vedete che è scritto, poi c'è il 790, il 45, il 398, il 551, il 40, il 385, il 5... Ebbene, per questi mappali, io dico che noi siamo interessatissimi al fatto che voi avete deciso di fare una piantumazione in questa maniera, una cosa strabiliante, anche in particolar modo per quanto riguarda i mappali numero 551, 549, 550, poi il 552, il 385, il 553 e una parte del 554. Per noi questa è una cosa molto interessante, perché abbiamo capito che voi volete stravolgere quello che avete deciso poco tempo fa, e dopo lo vedremo il motivo. Mentre siamo contrari, molto contrari, a impiantumare il mappale parte del mappale 40, parte del mappale 45, del 398, del 555, perché in questa maniera voi volete portarci via il campo da calcio di Paderno del Grappa e noi non siamo d'accordo di piantumare anche una parte del campo sportivo di Paderno del Grappa. Io vi sto dando la planimetria a 1000, mentre l'altra era diversa, era più piccola, per cui qua si può vedere che voi volete piantumare soggetto a quello che è soggetto a intervento, la parte della rampa del campo sportivo, e volete anche piantumare la stradina in una parte del campo sportivo. A noi ci avete portato via tante cose, volete portarci via anche il campo sportivo, non credo sia giusto questo. Ecco, questa è la riflessione che stiamo facendo noi. Per il resto, per il 551, 552 siamo d'accordissimo che lo vogliate piantumare. Grazie. Allora, grazie di aver segnalato questa cosa, perché è un errore. È sicuramente un errore. Perché... È una delibera di aspetta, giunta, è l'assessore ai lavori pubblici, possibile che non veda sta robe qua? Dov'è l'assessore ai lavori pubblici? Quando ha deliberato, ha firmato questa delibera di giunta, c'è, era presente, e anche l'altro assessore che poi... Posso spiegare? Prego. Allora, la perimetrazione che è stata fatta, che comprende il campo sportivo, è chiaro che non va bene. È sul perimetro la piantumazione, quindi ma sul perimetro anche il campo sportivo? No, allora, È un errore. quello che è scritto qua, i mappali che lei ha indicato qua, sì, ha ragione, c'è un errore che va corretto, perché il progetto non prevede che si piantino piante all'interno del campo sportivo. Appunto, ma qua invece lo avete messo? L'abbiamo messo, ha ragione. No, so io. Non mi risulta. Però è corretta la sua osservazione, è correttissima. Però io mi domando come fa un assessore ai lavori pubblici che... È l'assessore all'ambiente, le sta rispondendo Lorenzo Fabian, perché è l'assessore all'ambiente che ha gestito questa partita. Sì, le sta rispondendo lui. Scusi, pensavo fosse l'assessore ai lavori pubblici che fa queste cose qua. Lei cerca sempre di attaccare il mio vice sindaco, ma stavolta no, non c'entra il mio vice
Vice Sindaco. Allora, l'assessore ai lavori pubblici non c'entra niente con questa partita. Siccome sono lavori anche questi, io pensavo... Allora, le ripeto No, per la terza non volta, sono l'assessore ai lavori pubblici non c'entra. Va bene. È una partita che ha seguito l'assessore all'ambiente. L'assessore all'ambiente ha commesso l'errore, grazie di averlo segnalato, di non aver verificato questa cosa. Punto. Ma non ci vedo niente di particolare. No, non c'è niente di particolare. Senza ovviamente lontani da polemizzare, ma solo per precisare. In questa zona qua mi pare c'era una proposta di un progetto di risistemare tutta questa scarpata, vi ricordate? Quindi non è per voler correre in soccorso a Alberto Ceccon, ma in qualche modo anche i lavori pubblici dovevano essere coinvolti in questa cosa, già che c'è un progetto di comparto dei lavori pubblici che prevedeva una cosa. Adesso voi qua pensate di piantumare, e noi siamo d'accordissimo, perché era, se vi ricordate, una delle nostre proposte, quindi con grande favore, con grande piacere accogliamo la determinazione della maggioranza di effettivamente procedere alla piantumazione. Vogliamo sapere però dopo tutti quei soldi che erano previsti per fare tutte queste opere come si conciliano questa roba. Adesso ripeto, non è il caso di far polemica, è un punto di domanda che una minoranza qualsiasi responsabile ha il dovere di chiedere alla maggioranza. Ma no, non è che voglio risposte personalmente così, prendiamo atto noi. Non c'è nessuna, cioè non è che voglio non rispondere per qualche motivo. La questione legata alla riqualificazione di quella zona lì è ancora in itinere, in essere. Okay? Questo progetto di riqualificazione dei terreni, questo mosaico verde, diciamo, ha l'obiettivo finale proprio questo, che è quello che abbiamo appena condiviso. Per cui, ripeto, noi faremo una verifica su questa questione qua, perché chiaramente se c'è questo problema, e io, ripeto, ringrazio il consigliere Ceccon di averlo fatto emergere, perché effettivamente va verificato. Basta. Volevo rispondere al sindaco per quanto riguarda il discorso di Crespano, è perché di là non c'erano problemi. Era una battuta, Berto, lo sai che mi permetto con te. Anche se sarebbe stato bello il parco largo. Sì, il problema poi è tutto un discorso di manutenzioni, per cui sono state fatte delle valutazioni. Proprio per questo voglio dire, ci sono delle scappate dove vediamo che i macchinari fanno fatica a raggiungere per lo sfalcio. No, ma adesso non più, abbiamo Io proporrei, mi sentirei di proporre in questo caso, magari con le scuole elementari, quando sarà possibile, farli partecipare al rimboschimento di quelle scappate irte e quasi inaccessibili, che piantassero, come si faceva tanti anni fa, magari dargli da piantare degli alberi a qualche scolaresca, di modo che quelle zone lì vengano rimboscate e quindi sottratte a una manutenzione costosa. Potrebbe essere un progetto da proporre alla scuola. Grazie. Passiamo ora al punto 8, interrogazione dei consiglieri di minoranza, Cugnal, Ceccon, Torresano e Morosin, ai sensi dell'articolo 89 del regolamento del Consiglio Comunale, richiesta di una stanza per i consiglieri di minoranza. Prego. Allora, premesso che più volte abbiamo chiesto la possibilità di avere in uso una stanza dove potemmo trovarci per concordare le nostre attività di consiglieri di minoranza, nella riunione del 22/7/21 abbiamo pure chiesto di poter usufruire di una stanza presso le ex scuole medie. Lei nella stessa riunione ha detto: adesso vediamo, sì, ce ne sono di occupati, però si potrebbe
Per esempio, possiamo dargli una stanza di quelle, certo. Con la presente chiediamo di poter avere in uso una stanza presso le ex scuole medie onde svolgere la nostra attività di consiglieri di minoranza. Allora, noi abbiamo fatto la verifica, come vi avevamo detto, degli spazi. È chiaro che poi c'è stato tutto il tema anche del Covid che ci ha fatto chiudere tutte le stanze, eccetera. Noi abbiamo a disposizione domani mattina, nel caso abbiate piacere di vedere e capire, tutta la parte delle sedi delle associazioni dove c'è anche l'Avis, dove c'è il GEM, ci sono delle stanze che fino all'anno scorso erano occupate e oggi ce ne sono di libere, per cui se avete piacere domani basta che chiamate Cinzia, vi mettete d'accordo sull'orario, può farvela vedere. Se è sufficiente una stanza di quelle con l'armadio e tutto quello che necessitate, è cosa fatta, nel senso che già domani possiamo consegnarvi le chiavi. Perché il problema delle scuole medie è un problema di riscaldamento, per cui adesso stiamo verificando, perché si sono appoggiati anche quelli del coro a seguito di problemi di infiltrazioni che hanno avuto nella loro sede, però stiamo verificando perché chiaramente riscaldare è un impianto non diviso per sezioni, quindi riscaldare un immobile di quel tipo ha dei costi che onestamente non ci sentiamo di avvalorare, mentre di là c'è la possibilità perché comunque sono spazi condivisi, per cui domattina potete tranquillamente sentire Cinzia e la stanza è a disposizione. Abbiamo visto che appunto il Comune delibera concedendo stanze nell'edificio delle ex scuole di secondo grado, ma la Fondazione Canova non è lei La Fondazione Canova? Non è lei la proprietaria? Sì, però è ancora in essere la concessione che è stata data al Comune. Noi non abbiamo ancora restituito l'immobile, proprio perché l'abbiamo utilizzato per i seggi elettorali, perché avevamo appunto la necessità di riordinare. Abbiamo usato come magazzino per le mascherine, Covid, eccetera, quindi l'abbiamo tenuto in dotazione per ancora, non l'abbiamo ancora restituito, quindi per il momento possiamo usarlo. Perfetto, grazie. Per l'inverno chiaramente ci sono... Grazie. Niente, passiamo ora all'ultimo punto, l'interrogazione dei consiglieri di minoranza relativa alla mediazione tra il Comune e la ditta Feltrin. Prego, consigliere Ceccò. Sì, io non sto a leggere tutto quanto perché anche credo che il sindaco e chi ha letto la interrogazione conosca tutto l'iter che è successo. Tutta la storia. Tutta la storia. Volevo sapere adesso, visto che prima era stata com'è finita? Era stata data per fare adesso invece è stato impegnato tramite una mediazione tra il Comune di Pieve. C'è stata una transazione, sì. Un organismo di mediazione, mentre prima era stato dato proprio l'incarico per un discorso di civile davanti ai tribunali. Certo, è stato dato l'incarico ovviamente a il legale per... prima. Sì, no, è contestuale, nel senso il legale ha avuto l'incarico, dopodiché c'è stato un accordo tra le due parti, fatte tramite gli avvocati, di cui adesso l'assessore Morosin l'aggiorna su tutto. Vedi? Sorpresona. Il microfono accendi e tienilo vicino, se no non ti sentono. Noi abbiamo dato l'incarico all'avvocato Fantin alla trattativa. Diciamo che le due parti coinvolte erano Bortolazzo e Feltrin. Bortolazzo si è chiamato subito fuori impegnandosi a versare la sua quota di 3.760. Abbiamo iniziato la causa con la Feltrin, però prima di andare in causa abbiamo fatto un tentativo di conciliazione attraverso il tribunale. Siamo andati 2 o 3 volte a Treviso. Diciamo che il tribunale ha accettato la metratura, ha accettato tutto, non ha accettato il prezzo che noi avevamo chiesto, cioè quello regionale, ma ha imposto che fosse applicato il prezzo d'appalto, cioè quello che noi abbiamo pagato a Feltrin. L'importo complessivo era di 14.000, quello che avevamo chiesto noi, 14 e qualcosa, quello che risultava dall'importo d'appalto erano 9.287.000 euro. Abbiamo tolto i 3.760 dell'impegno fatto da Bortolazzo e l'importo complessivo erano 5.527.
abbiamo raggiunto un accordo di mediazione a 5.000 euro, 5.000 euro che la ditta Feltrin ha già versato al comune. Il conteggio, comunque, se vuole dati sul conteggio, il conteggio, la metratura di 2.400 metri quadrati è stata accettata. E le spese? E le spese sono purtroppo là, ho discusso, però ha detto che nella conciliazione le spese sono sempre compensate, cioè noi abbiamo pagato la nostra parte e loro hanno pagato la sua. Abbiamo cercato di fare velocemente anche perché ogni seduta costava 400 euro, quindi l'abbiamo fatto in 2 sedute. Va bene. Va bene. Ok. Bene. Al sindaco Bene. volevo chiedere, Prego. io avevo presentato anche un'altra interrogazione che non è stata messa all'ordine del giorno per ben 2 volte, anzi, Oddio. sì, della decima grappa, telefonia del grappa, l'ho presentata, la seconda volta che io la presento, ecco, l'ultima volta l'ho presentata giovedì 19 agosto, l'interrogazione qua ho la ricevuta. Sì, sì, ma io so perfettamente, ce le ho Ecco, tutte. però ho ancora da un anno a sta parte non ho mai avuto una risposta, non so cosa sta succedendo sulla telefonia. Si stanno completando mancano completare alcune fasi burocratiche dell'intera vicenda e siamo, per esempio, per quella di Cimagrappa siamo in attesa di un documento di onor caduti che mi ha promesso prossima settimana arriva e si procede all'installazione dell'antenna a ripetitore e quella è coperta. Per le altre 2 in Comune di Borso mancano delle ultime fasi burocratiche, mentre quella nostra del Masarè, lì stiamo attendendo il progetto di Enel per la corrente. Questa è la situazione, è lo stato dei fatti. Va bene, grazie. Va bene? Grazie. Grazie a voi, ringrazio tutti e buona serata. A proposito, c'era la richiesta per la discussione della sicurezza, che chiaramente era una richiesta presentata così. Se dite ci aggiorniamo, io ho tenuto fermo la data perché volevo appunto confrontarmi con voi, perché mi avete detto che rispetto alla definizione dello statuto e della commissione statuto avevate dei problemi a vederci, però io direi se dite ci riaggiorniamo, magari anche la presenza del comandante della stazione dei carabinieri e il comandante della polizia locale, in modo da, come consiglio, fare un confronto con loro sulla situazione sicurezza, furti e vari eventuali. Se dite, io lo organizzo dopo metà novembre. No, è fondamentale che ci siano perché sono loro ad avere i dati, soprattutto i carabinieri, delle denunce di quella che è la situazione reale. Va bene? E questo è un male, va educata la gente a denunciare comunque, anche se magari è convinta che non succeda nulla, la denuncia è il primo atto da fare perché se no... Ma voglio dire che i dati sono sempre relativi da questo punto di vista. Sì, anche le denunce su Facebook sono sempre relative, nel senso che poi tutto viene ingigantito da una parte o magari sminuito dal fatto che non tutti denunciano dall'altra, su questo è chiaro. Però credo sia anche importante confrontarci col comandante della stazione, visto che la stazione l'abbiamo in paese, anche per capire un po' il suo punto di vista e i loro progetti anche di raccordo con questura e prefettura. Va bene? Grazie a tutti, buona serata.